Sia la situazione delle liste d'attesa che quella della medicina generale hanno un denominatore comune, la carenza di medici professionisti e personale sanitario a causa di una programmazione universitaria inadeguata rispetto ai fabbisogni. Questa è la lettura dell'US 4 per un problema nazionale che si avverte anche nel Veneto orientale, a partire dalla carenza di medici di medicina generale. In questo momento sono 125, abbiamo avuto un calo, erano circa 140 un paio di anni fa ed è questo il motivo per cui si sono dovute trovare delle soluzioni alternative. La media potrebbe sembrare adeguata, sono circa 1500 pazienti per medico, in realtà non sono distribuiti in modo equo proprio perché l'allocazione dei medici nei diversi paesi, nelle diverse città non è equilibrata e questo dipende anche anzi principalmente dalle scelte dei medici. Nel Veneto orientale le zone carenti per un assetto ideale sono 44, ma 15 medici in più sarebbero sufficienti per garantire una copertura assistenziale adeguata. Tuttavia, secondo l'azienda sanitaria, nessun assistito è privo di un medico di famiglia. L'ULSS sta inoltre intervenendo con una serie di contromisure. Incrementare i massimali, di aprire nuovi ambulatori, di creare le condizioni organizzative anche attraverso le forme associative, che significa medici che lavorano in gruppo con il supporto di amministrativi e anche di altro personale sanitario. Questa è la risposta che per i prossimi anni può far sì che l'utenza trovi quell'assistenza. Altro tema aperto è quello delle liste d'attesa, per le quali sono stati istituiti un tavolo di monitoraggio e un tavolo tecnico per la gestione, a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo una produzione di oltre 1 milione di prestazioni tra ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, quindi cerchiamo di dare una risposta il più significativa possibile. Siamo consapevoli che in alcune aree, in alcune situazioni ci possono essere delle difficoltà. L'impegno di tutti i nostri sanitari, di tutte le nostre strutture è quello di risolverli, di prenderli in carico, di non far mai sentire la popolazione sola ed abbandonata.